Bentornati a Spazio Volontariato, la trasmissione di approfondimento sul volontariato polesano e sulla solidarietà organizzata in associazione, rubrica a cura del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Rovigo. Anche questa volta abbiamo ospite un'associazione, abbiamo ospiti due rappresentanti di un'associazione che ci racconteranno poi direttamente di che cosa si occupano. L'associazione è la comunità Emmaus di Fies Umbertiano, una comunità appunto che si occupa di persone in stato di bisogno, ma non mi dilungo molto a descrivere perché sarà certamente più interessante sentire raccontare l'Emmaus da parte appunto di chi la vive quotidianamente questa esperienza. Abbiamo Angela Pasini che è la responsabile della comunità. Buonasera. E abbiamo Paola che invece è membro della comunità, quindi insomma ci testimonierà direttamente che cosa significa poi far parte di questa comunità che appunto si trova a Fiesso Umbertiano. Ma partirei aiutando i nostri telespettatori a capire di che cosa stiamo parlando e chiedo a te Angela di dirci brevemente che cos'è la comunità Emmaus. Allora, la comunità è un'associazione di volontariato naturalmente che ha come attività prevalente l'accoglienza di persone in difficoltà. Abbiamo una sede prestigiosa perché è catalogata nelle ville venete, ci è stata donata con un lascito testamentario a Fiesso Umbertiano, come dicevi, e qui le persone vengono accolte in base così, alle difficoltà che hanno. La comunità si mantiene con un lavoro di raccolta e rivendita in un mercatino solidale che abbiamo di materiale donato e ancora utilizzabile e così riusciamo a fare accoglienza e a fare a nostra volta solidarietà. Dicevi appunto una sede prestigiosa, magari insomma dopo approfondiremo anche le attività. Villa Colognesi a Fies Umbertiano è una bellissima villa, per chi non la conoscesse invitiamo anche a visitarla, nel senso che c'è anche un mercatino, certo. Ed è una bella sede che quindi trasmette anche una sensazione piacevole sia per chi la vede dall'esterno sia immagino per chi fa parte della comunità. Ma prima di approfondire nel dettaglio le attività di cui vi occupate mi piacerebbe raccontare come nasce Emmaus, perché in realtà Emmaus ha una storia lunga ed è qualcosa di più grande della realtà di Fies Umbertiano. Sì, ha una storia lunga Emmaus perché è un movimento che attualmente è mondiale, nato in Francia più di 50 anni fa. Sicuramente avrete sentito parlare dell'Abbé Pierre che è stato anche a Rovigo varie volte negli ultimi anni. Ma per capire cos'è veramente Emmaus, io mi rifaccio sempre a quello che raccontava l'Abbé Pierre. Emmaus è un incontro che avvenne molto tempo fa tra l'Abbé Pierre, una persona notissima che lavorava per costruire case per i senza tetto, e che un giorno venne chiamato perché questa persona che si chiamava George tentò di suicidarsi, aveva un passato molto difficile, non aveva più motivi per vivere, provò a suicidarsi ma malauguratamente non riuscì. E quindi chiamarono l'Abbé Pierre e dice vieni, fai qualcosa. E lui andò e disse George, io non ho nulla da darti, non ho proprio nulla, ho solo debiti. Però se vuoi, prima di riprovare a suicidarti, vieni ad aiutare me a costruire le case per i senza tetto. E George accettò e anni dopo disse all'Abbé Pierre, se tu mi avessi dato qualcos'altro, mi avessi offerto un lavoro, del denaro, non sarebbe cambiata la mia vita, avrei riprovato a suicidarmi. Quello che è cambiato è stato il trovare un motivo per continuare a vivere. E quindi ecco, Emmaus è l'incontro di persone come George e l'Abbé Pierre, persone privilegiate e persone con grandi difficoltà nella vita, che insieme aiutano altre persone che stanno peggio di loro. Ecco, questo è un po' il significato profondo. Lo spirito di Emmaus è quello della comunità, come è molto efficace questo racconto, appunto, questa esperienza dell'Abbé Pierre.
Perché mi pare di capire che lo spirito è appunto quello della comunità e quindi non di aiutare le persone, di dare il semplice aiuto, come dire, con le persone in veste di soggetti passivi, ma di coinvolgere e far partecipare le persone a un progetto che riguarda anche loro e che quindi le fa entrare a far parte di una appunto, comunità, di una dimensione comunitaria. Chiaramente questo vorrei che me lo raccontaste voi. A te Paola chiedo un po' di raccontare, tu appunto fai parte di questa comunità e magari dopo ci racconterai come sei entrata a farne parte, ma di che cosa ti occupi all'interno della comunità Emmaus di Fies Umbertiano e che tipo di attività svolge la comunità? Ma io attualmente mi sto occupando prettamente della cucina. È il mio ruolo principale, che peraltro ho scelto perché mi piace molto e lo faccio molto volentieri. Poi, vabbè, in programma ci sono altre attività di cui mi potrò occupare, quindi intervallerò questo impegno con altre cose che riguardano soprattutto il mercatino. Come sei entrata a far parte di questa, quando se vogliamo e come è avvenuto insomma il tuo ingresso nella comunità, se ce lo puoi raccontare? Non sono tanti mesi che sono fissa all'interno della comunità. Riflettendo prima ancora quando parlava Angela, pensavo appunto che per alcuni può essere una scelta quella di entrare nella nostra comunità, proprio una scelta di vita. Per la maggioranza, come appunto si è detto, sono persone che in un momento di difficoltà hanno la necessità appunto di incontrarsi con questa realtà. E questo è stato il mio caso e devo dire che inaspettatamente ho veramente trovato direi qualcosa che non ho trovato prima, cioè ho proprio trovato chi mi ha accolto. E parlo di tutte le altre persone che sono all'interno della comunità, loro mi hanno accolto, prima di tutto Angela ovviamente, perché è la prima con la quale ho avuto l'incontro, e poi successivamente c'è stato questo accoglimento da parte di tutti e tuttora devo dire che è stato per me non solo una sensazione ma anche un'emozione molto grande, perché non è facile effettivamente trovarsi accolti in questo modo. Possiamo dire che è un'esperienza insomma che come dire, riflette in pieno quanto ci raccontava Angela, la prima esperienza della BPR, lo spirito pieno dell'Emmaus. Nel mio caso direi di sì. Nel mio caso direi di sì, senza voler entrare nei particolari, però sicuramente sì. Io sono entrata in un momento in cui effettivamente stavo vivendo una situazione estrema, per cui da qui la necessità proprio di incontrare le persone giuste, la situazione giusta, che mi facesse un attimino rompere questo momento di disagio e di tristezza profonda, per cui per me è stato veramente molto utile e tuttora mi rimane un'esperienza molto positiva, insomma, anche perché bisogna considerare che le persone comunque che si trovano all'interno della comunità sono tutte persone che a sua volta hanno avuto dei problemi, per cui riuscire a trovare in loro l'accoglienza effettivamente che si auspica non è così facile, ma io ho avuto questa fortuna, insomma. Ecco, tu nella comunità ti occupi della cucina, divago un po' sulla tua esperienza, ma secondo me è molto interessante per far capire proprio il tipo di attività che fa l'EMO, cioè tu ti occupi della cucina, quindi in una buona misura sei anche utile tu agli altri, cioè hai un ruolo molto importante, perché senza la cuoca non si va a tavola. Esatto, considerato anche importantissimo da tutti. Sono tutte persone tra l'altro che lavorano molto, perché le nostre sono attività effettivamente molto, molto in movimento, molto, molto varie anche tra l'altro, c'è la possibilità di scambiarsi spesso i ruoli. Io peraltro sono l'unica persona, sono l'unica donna all'interno della comunità, gli altri sono uomini, quindi loro fanno anche lavori, si occupano anche di attività, se vogliamo, un pochettino più faticose,
E quindi si aspettano ovviamente dalla cuoca che prepari... a sua volta li accolga bene quando hanno finito la giornata. È una grossa responsabilità effettivamente, però devo dire che lo faccio molto volentieri. Se la cava benissimo. Immagino. Lo faccio molto volentieri, effettivamente. Anche perché appunto diceva che le piace, per cui immagino che riversi la sua passione